Qual è il progetto di Anna Paolo in assoluto? Allora, il progetto che sento più mio da quando sono in Oikos è quello dell'apertura delle comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, perché me lo sono costruito con lo staff, chiaramente, che è qui, ma con grande determinazione e ho un ragazzo che è arrivato a febbraio 2020 a Tor Viscosa, che poi per ragioni di studio abbiamo spostato a Fagagna, che è stato ed è una fonte continua di stupore per noi, perché è arrivato che non solo non parlava una parola di italiano, ma che era in difficoltà su tutti i fronti, sul fronte fisico, era magro, non voleva mangiare niente, non riusciva a capire se era un'allergia, se erano blocchi psicologici, ma veramente rifiutava ogni forma di cibo o comunque alcune cose proprio non le voleva mangiare. Abbiamo fatto un lavoro educativo eccezionale, portandolo invece a avvicinarsi al cibo anche come cucina, per cui ha maturato questo desiderio di cucinare e l'abbiamo accompagnato in un percorso quindi in Civifon che sta facendo a qualifica di base come cuoco e adesso addirittura lo abbiamo è talmente bravo che il suo professore di cucina gli ha trovato un posto per quest'estate a Lignano per fare la stagione ed è un altro ragazzo e lui veramente da un pulcino perso e senza riferimenti e sempre in crisi, orfano di padre, con una storia tosta, vederlo rinascere come adesso ha 18 anni, abbiamo ottenuto il proseguio amministrativo per cui può essere che rimanga con noi finché non ha fino ai 21 anni può stare con noi, ma speriamo che possa uscire prima perché vorrà dire che ha trovato, finita la qualifica di base, anche un'occupazione e vedere esplodere l'uomo che era in lui con un percorso così è una grandissima soddisfazione.